Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Nel turno infrasettimanale Vicenza e Sassuolo si affrontano per la seconda giornata del campionato B-Win. Le due squadre di fronte per la settima volta con un bilancio a favore dei neroverdi. 2 vittorie per la squadra di Pea contro l'unica affermazione dei biancorossi di Silvio Baldini. Sassuolo a bottino pieno dopo i 3 punti di Modena contro la Nocerina. Vicenza che deve invece dimenticare il sonoro 2-0 inflitto dal Brescia. Dirige l'incontro il signor Angelo Giancola della sezione di Vasto. Si accendono i riflettori del Menti con la prima occasione di Marca Vicentina al 7° Rigoni. Mischia, cerca il colpo vincente ma il muro difensivo assiste la presa sicura di Pomino. 2 minuti più tardi buona l'iniziativa sull'out di sinistra con Longhi per la corrente Marchi di testa alto. Dopo le 2 fiammate regna la noia, manovre sterili, difficoltà nell'arrivare al tiro, bisogna andare al 33° per sollevare la testa con Paro che accompagna nelle mani di Pomini un tiro a rallenti. Le due squadre continuano al piccolo trotto al 38° Consolini si inserisce bene, fuori misura però il suo sinistro. Rumoreggia il pubblico del Menti che fischia, ma al 43° Richmond Boacchi inventa da 20 metri un capolavoro. Frison fuori dai pali e palla nell'angolo per l'1-0 dei neroverdi. Partita sicuramente in salita per gli uomini di Baldini, un gesto tecnico di grande levatura. A pochi secondi Paro fa paura, ma Vicenza che va negli spogliatoi tra i fischi del pubblico. Si riparte con un Vicenza tutt'altro che frastornato, prima con l'appena entrato Alemão, il brasiliano si presenta così al 3° minuto. Poi Pisano ci prova un cross ma trova in questo caso i pugni dell'estremo difensore del Sassuolo Pomini, bravo ad anticipare. Il Vicenza cambia faccia, Baldini fa bene a scegliere Alemão che si presenta ancora e ricambia il suo allenatore in 2 occasioni, prima con un sinistro violento e poi l'assist ghiottissimo per il suo compagno Abbruscato che fallisce un'occasione ghiottissima e vanifica la possibilità del pareggio per la squadra di Baldini. Rivediamo l'azione e il gol mangiato dall'attaccante del Vicenza. Il Sassuolo è tutto nei 16 metri e ci prova ancora il Vicenza, il colpo di testa di Zanchi ma la palla è alta sopra la traversa. Il Sassuolo cerca chiaramente di difendere il risultato, ci prova con un calcio di punizione di Sansone al 37°, il suo guizzo alto sopra la traversa, ci mette i pugni il difensore. Ancora il Sassuolo che cerca di essere pericoloso ma mantiene il risultato al 38°, Terranova ci prova. E ancora il Vicenza che ci prova con Alemão, incredibile la sua prova sinora, ce l'ha messa tutta ma nulla è servita la sua prova magistrale. Sassuolo che con il sigillo di Boacchi va a punteggio pieno e Vicenza che rimane invece il fanalino di coda. Ci sarà molto da riflettere per Silvio Baldini e per la squadra di Pea invece il miglior inizio non poteva esserci.